Buonasera a tutti, bentrovati. Oh, che bello, insomma, stasera un po' particolare già dalla disposizione, devo dire, della piazza, che anticipa quello che sarà il contenuto di una serata tutta dedicata, insomma, all'aspetto sonoro, insomma, quindi a quella occasioni che i musicisti molto generosamente si mettono a disposizione al servizio delle comunità per come dire, creare quei momenti di grande aggregazione e di festa che segnano il ballo popolare e le occasioni più importanti della nostra isola. Insomma, edizione numero 18 dell'International Folk Fest, che ci ha visto nella prima giornata con i gruppi internazionali. Ieri una bella occasione per vedere, insomma, la situazione relativamente all'aspetto etnocoreutico della nostra isola, i balli popolari di diversi centri della Sardegna, e poi stasera, insomma, come detto, quel aspetto sonoro che è a disposizione, insomma, delle comunità. E stasera noi ci auguriamo, insomma, che questa piazza diventi la piazza dei balli, visto che ci saranno tanti suoni a disposizione, insomma, del pubblico. E vorrei ringraziare molto, naturalmente, a nome degli organizzatori, l'Associazione Culturale Folclorica I Nuraghi di Sestu. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di Sestu, con sindaca, l'assessore alla cultura, tutti coloro che hanno, insomma, a cuore questa manifestazione, la sostengono, la regione autonoma della Sardegna, e poi tutti gli sponsor, insomma tutti coloro che sono sempre vicini alla International Folk Fest. Ma c'è una persona con la quale io tutti gli anni mi incontro con molto piacere, perché non solo è vicino alla comunità, ma all'associazione e a tutte le manifestazioni che riguardano, insomma, il patrimonio culturale e popolare. Io vorrei qui con me, per aprire ufficialmente questa giornata, l'onorevole Michele Cosa. Eccoci qua, Michele. Caro Michele, mi fa piacere averti qui, incontrarti sul palco per aprire questa terza giornata, e anche perché così, insomma, posso permettermi di dirti grazie a nome di tutti i sardi, perché avete portato avanti una battaglia. Intanto buonasera, una battaglia così importante che riscrive la storia, insomma, della nostra condizione. Quindi grazie per tutto quello che avete fatto con il Comitato per l'insularità in Costituzione. Beh, effettivamente il 28 luglio rimarrà nella storia di tutte le isole italiane, ma in particolare della Sardegna. Ed è una vittoria veramente della Sardegna, perché questa iniziativa è nata qui. Abbiamo raccolto qui quasi 200.000 firme, le altre le abbiamo raccolte prevalentemente dai sardi che vivono fuori dalla Sardegna, che sono moltissimi e che si sono mobilitati tantissimo per ottenere questo risultato, perché gli emigrati sardi soffrono quanto noi l'insularità. Ma che cos'è questo principio di insularità? Non è scoprire che le isole sono isole e che la Sardegna è un'isola, ma è il riconoscimento da parte dello Stato che le isole hanno un problema che le altre regioni non hanno, e il problema si chiama discontinuità territoriale, si chiama il fatto che mentre gli altri dovunque vogliono andare ci possono andare col treno, ci possono andare con il pullman, ci possono andare anche con il mezzo privato, con l'automobile, per noi andare in continente significa usare o la nave o l'aereo. Per noi andare in continente è sempre un viaggio, non è una gita fuori porta. Ecco, questo oggi viene riconosciuto dallo Stato, e possiamo veramente dire che questo comporta che le cose non saranno mai più come prima. Ci sarà ancora tanto da lavorare, perché
non è un punto di un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, però è un punto di partenza fondamentale. Quindi i ringraziamenti non sono per me, i ringraziamenti sono per tutte le persone che sono state protagoniste di questa grande iniziativa e per tutti quelli che fin dall'inizio hanno firmato perché arrivasse a questo straordinario traguardo. Bene, stasera invece ci ritroviamo qui per accendere insieme la terza serata dell'International Folk Fest, un'altra bella occasione per stare con la comunità di Sestu all'insegna, insomma, degli aspetti del nostro patrimonio. Questa sera il patrimonio musicale. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie Michele. Grazie mille, caro Michele. Adesso iniziamo, insomma, con i padroni di casa, possiamo dire. Stefania, vieni. Stefania da Domus Novas, ma ormai sestese praticamente, possiamo dire, organettista e inizialmente fisarmonicista. Mi ricordo quando eri molto giovane iniziavi a suonare, quello era il tuo strumento, poi hai abbracciato non soltanto lo studio della musica, della storia della musica, ma anche l'organetto. E poi Renato Cannas, che è una delle colonne, insomma, di questa associazione, di questa famiglia dei Nuraghi, sempre impegnato nell'organizzazione, nella gestione, ma anche nella musica. La tua anima, insomma, ha molto spazio, lascia molto spazio a questo aspetto piacevole, e quindi stasera ci porterete con la tua chitarra e con l'organetto di Stefania, inizieremo a raccontare i balli, questa volta un ballo di diffusione regionale, quindi un ballito, e sarà una bella occasione, insomma, per vedere il pubblico che lo interpreta, e vediamo se sarà così. Intanto iniziamo. Renato Cannas, Stefania Manca, Ballito.
Fania Manca, organetto, Renato Cannas alla chitarra, grazie mille per aver iniziato voi questa serata e adesso cominciamo insomma a raccontarvi tanti suoni, tante sonorità, tanti musicisti, partendo proprio intanto da un amico dell'associazione di Sestu, un musicista, suonatore di Launeddas che divide la sua attività fra quella concertistica con il gruppo a ballare, accompagnando dei gruppi come quello di Sestu, ma anche l'attività di docente presso il Conservatorio di Musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, del corso di Launeddas, ed è molto piacevole incontrarlo di nuovo, non nell'accompagnamento del ballo, ma nella come dire, attività concertistica offerta al pubblico che prenderà parte insomma, al suo ballo attraverso il suono delle Launeddas con sa viudedda. Launeddas o Sonus de Ganna o Bidulas o Bisonas, insomma tanti modi di chiamare il tricalamo, del quale sappiamo molto della sua storia antica, sappiamo anche che già nel 1787 il gesuita Matteo Madao parlava di queste calami che venivano utilizzati insomma nelle armonie dei sardi, quindi era importante questa testimonianza che ci porta almeno a quel periodo e sappiamo quanto era significativo l'utilizzo di questo strumento nelle comunità. È uno strumento dal punto di vista organologico, uno strumento ad ancia semplice battente, anche se contrariamente ad altri strumenti ad ancia battente come per esempio il sassofono o il clarinetto, dove l'ancia viene come dire applicata sul corpo solido e quindi nella sua vibrazione emette il suono, l'ancia delle Launeddas è piuttosto particolare, è idioglotta, cioè viene direttamente incavata dal corpo del sugabizzino, di queste canne che sono appunto semplici canne fluviali, una parte, altre, sa canna masco, quella che serve per per l'altra parte della costruzione fondamentale dello strumento. Insomma, uno strumento musicale complesso, capace di mettere insieme l'armonia e la melodia, e stasera, insomma, uno di questi strumenti, come detto, sa viudedda, sarà protagonista per il ballo offerto al pubblico del 18° Festival Internazionale del Folklore di Sestu. Intanto Michele Deiana.
Complimenti davvero, Michele, complimenti davvero e grazie per i tuoi suoni, grazie infinite per il tuo lavoro, per l'impegno e anche per l'attività, insomma, di docente, perché così vuol dire che tanti altri ragazzi si avvicinano a questo strumento e quindi grazie ancora, grazie a Michele. Dunque con Michele noi adesso da qua, lui arriva da Quartu Sant'Elena ma è qui di casa a Sestu e adesso andremo nell'area della Barbagia della nostra isola, andiamo a Gavoi. A Gavoi è un luogo dove ci sono molte feste, dove vengono esercitate le occasioni del ballo. Io penso alla grande festa campestre di Saitria, ma anche il patrono San Gavino e Sant'Antioco viene festeggiato lì. E poi c'è un altro momento, forse fra i più importanti, nel senso che c'è il grande piacere dell'aggregazione, dell'allegria, ed è quello del carnevale. Ecco, in queste circostanze emerge quello che è l'aspetto sonoro di Gavoi attraverso Suguncertu. Intanto perché hanno fra gli strumenti del Suguncertu il tumbarino, quindi un tamburo realizzato in loco. E la Sardegna, devo dire, oltre a Gavoi ha alcuni centri dove vengono costruiti questi membranofoni autoctoni, penso appunto a Gavoi ma anche a Edo Maggiore, Bortigali, altri luoghi dove vengono costruiti, hanno un suono e una particolare vibrazione che è utile per quanto riguarda intanto la complicità con gli altri strumenti stessi, ma anche con la relazione col popolo che fruisce di questi suoni e quindi di conseguenza esercita il ballo, o meglio i balli. Ecco, in questo caso Suguncertu si forma con su tumbarino, come abbiamo detto, che scansiona la fase ritmica, ma anche l'organetto diatonico, quindi parleremo anche di questo strumento di importazione sardizzato nella tecnica di utilizzo. E poi c'è l'idiofono del triangolo e poi su pipiolo, che spesso ha anche delle tonalità anche distanti, ma che proprio si caratterizza per l'ensemble sonoro appunto tipico gavoese. Ma una delle cose ugualmente che tracciano e che caratterizzano il ballo è anche la voce, che trascina, che racconta, che coinvolge e che racconta degli episodi, insomma fa feste. Quindi questo è un po' l'ensemble di stasera gavoese. Con i protagonisti, voglio subito salutare Miriam Costeri, organetto e tumbarino, che tra l'altro indossa proprio l'abito, senza su capuzzo, però va bene, abbiamo tutto il resto, è organetto e tumbarino. Però non è partito l'applauso, come mai? Cosa dovete fare? Ah, ecco, adesso sì, mi piace di più. Antonio Francesco Costeri, anche qui organetto e pipiolo si alternano un pochino, poi Davide Costeri su triangolo, Giuseppe Costeri, tumbarino e pipiolo, e poi la voce. Io sono particolarmente felice perché l'ho scoperto stasera che sarebbe venuto qui a cantare con Suguncertu Gavoesu, un gavoese doc che sa costruire bene i tamburi, e io ho anche la fortuna di averne uno che mi ha regalato tanti anni fa, e sono molto felice di ascoltare Demetrio Manca, la voce del gruppo di Gavoi. Insieme, visto che tutto è pronto, anzi no, manca ancora il cablaggio dell'ultimo microfono, insieme ci proporranno tre balli che saranno penso abbastanza brevi, nel senso che raccontano proprio tutti e tre alcuni passi, tempi, ritmi del ballo gavoese. Intanto su Balluttundu Gavoesu, che è il ballo insomma di aggregazione di piazza. Poi su Urre Urre, quindi anche qui interessante come si sviluppa questa serpentina e diventa sempre più grossa e sempre più partecipata. E poi su Passu Torrao, che è un altro dei balli insomma dell'aspetto etnocoreutico dell'area centrale dell'isola, che conosciamo molto bene, ma che con questo ensemble ha un sapore ancora più interessante dal punto di vista sonoro. Quindi su un certo Gavoesu questi tre balli, e divertitevi e interpretateli e ballateli voi.
tutti noi, andavo giù a battere cocco, e andavo giù a battere cocco, andavo giù a battere cocco.
di scambio di strumenti e chiudiamo con Su Passo Torrau. Grazie a te Rosanno. Grazie a te. Abbiamo vissuto un po' della festa gavoese, grazie a voi, su concerto gavoeso, a Miriam, Antonio, Demetrio, Davide e Giuseppe. Grazie ancora. Applaudiamo ancora e salutiamo i nostri ospiti di Gavoi. Adesso un altro ospite da Gavoi, andiamo da Solo, un musicista, un chitarrista che ci fa subito venire in mente, insomma, la tradizione dell'utilizzo dei cordofoni in Sardegna, che è una tradizione evidentemente molto ben
consolidata, non soltanto con le chitarre che inizialmente quando sono arrivate in Sardegna nella sua diffusione appartenevano soltanto certamente ai ceti sociali più abbienti, poi pian piano è diventata uno strumento di popolo, ma interessante anche tutto quel filone novecentesco legato per esempio ai mandolini, dove soprattutto Cagliari aveva una grande tradizione, forse il più grande mandolinista di tutti i tempi era cagliaritano, Giuseppe Anedda, un altro grande mandolista sempre sui cordofoni, Mauro Palmas, ancora musicista contemporaneo, fra i più come dire, interessanti a livello internazionale. E poi la Sardegna con le chitarre. Qui c'è una bella tradizione, intanto perché Ignazio Cadeddu, un chitarrista studioso, come dire, ha lavorato nella sua tesi di laurea proprio su uno dei più grandi chitarristi sardi, Nanni Serra, classe 1922, lui è scomparso nell'86, io ho avuto anche la fortuna di trascorrere un capodanno insieme alla sua orchestra, quindi abbiamo lavorato insieme alla fine degli anni 70 e devo dire Nanni Serra è stato un grande innovatore insomma nella tecnica del pizzicato, anche nell'utilizzo di nuove nodas, tanto è vero che Ignazio Cadeddu, che adesso ci raggiungerà sul palco col suo strumento, con la sua chitarra, intanto lo possiamo applaudire e salutare, proprio in virtù del fatto che la sua tesi era proprio sulla figura di Nanni Serra e a breve uscirà il prossimo anno, penso, un libro che cioè, proprio fa un'analisi approfondita del lavoro insomma, di questo grande chitarrista. Lui ci farà insomma, un omaggio proprio a Nanni Serra inizialmente, perché Nanni Serra aveva rielaborato come dire, forse un fiorassio, aveva ripreso, no, un punto d'organo, aveva ripreso che poi appunto ha rielaborato talmente tanto che è diventato insomma, una sua personalissima interpretazione di un ballo e poi a seguire insomma una viudedda che sarà un brano più vivace. Non vorrei citare solo Nanni Serra perché ripeto abbiamo parlato di tanti chitarristi ma mi piace citare Gino Benossa, è stato un altro dei grandi, Antoni Gocco di Narbolia, ma anche quelli un po' più contemporanei, penso a Alberto Balia, penso a Lino Talloro, insomma tanti altri. Oggi però possiamo certamente dire che fra i più importanti chitarristi della nostra regione possiamo annoverare davvero con molto piacere Ignazio Cadeddu e lo ascoltiamo davvero molto volentieri.
È una bellezza ascoltare. Grazie maestro, grazie. Grazie Ignazio Cadeddu. Grazie. Adesso un altro amico, uno strumento differente, ma ugualmente un amico caro. Ignazio arriva da Assolo, invece il prossimo
il prossimo artista arriva da Orgosolo. Lui non è soltanto un armonicista, ma è veramente un animatore culturale della comunità orgolese. Intanto è anche componente del tenore Murales, ma veramente la sua attività culturale e musicale è davvero intensa e preziosa per Orgosolo e per tutti coloro che sono appassionati di questi aspetti legati al patrimonio etnomusicale della nostra isola, e tutti voi che siete appassionati, perché altrimenti non sareste qui, conoscete molto bene Franco Corrias. Eccoci qua, caro Franco. Questo è il tuo microfono, armonica a bocca, in realtà su usonette a bucca, o meglio come lo chiamano a Orgosolo, a trumba, per accompagnare i balli, che è una sorta di equivalente. Intanto anche questo è uno strumento aerofono ad ancia libera, un po' come l'organetto, ma è credo una sorta di equivalente dell'organetto a quattro bassi, per quello che è insomma il limite di questa tipologia di strumento. Ed è molto interessante perché nasce proprio quando c'era quel bel fermento europeo, proprio sulla nascita di tutta una serie di strumenti musicali, soprattutto quelli aerofoni, e lì siamo in Germania, 1821, quando Buschmann crea un primo modello di questa tipologia di strumento ad ancia libera a fiato. Ed è interessante perché poi sono voluti altri anni, una trentina d'anni, prima che Hohner quindi aprisse una vera e propria fabbrica a Trossingen, sempre in Germania, e da allora forse le armoniche Hohner sono, credo, le più diffuse in tutto il mondo, nella musica blues, nella musica country, nel folk, nel rock, insomma credo che tutti, utilizzando delle tecniche differenti, possano come dire, usufruire delle sonorità di questo strumento musicale. E anche noi, per fortuna, dell'accompagnamento del ballo popolare sardo, tanto è vero che ci sono alcune località dove proprio il ballo è strettamente legato proprio a questo strumento, e una di queste località è appunto Orgosolo, e noi con molto piacere, devo dire, ascoltiamo Franco Corrias intanto con su Ballo Torrau e poi Tundu, quindi ce lo ascoltiamo con molto piacere.
Grazie. Grazie a Terosanos, un saluto a tutti. Grazie a Franco Corrias. Ciao, caro amico, grazie. Oh, dunque, questa serata, lo abbiamo detto, è dedicata un po' al ballo, a tutte le sorgenti del ballo, diversi strumenti che l'accompagnano. Però, siccome c'è una formazione che in duo esprime molti balli in piazza e in tante piazze della Sardegna col progetto A Ballare, però siccome uno di questi componenti si chiama Emanuele Bazzoni e tutti sapete insomma che se è presente Emanuele Bazzoni non possiamo non chiedergli, come dire, di cantare almeno qualcosa del repertorio del canto sardo, visto che lui per i canti a chitarra è uno dei, come dire, protagonisti più importanti del panorama regionale, con la sua voce possente, ma anche insomma la timbrica, la qualità, la capacità interpretativa, la potenza, veramente una delle voci straordinarie del canto a chitarra. E quindi noi gli abbiamo chiesto, insomma, prima di organizzare il duo con
Roberto Fadda, che poi avremo occasione di presentarlo, insomma se ci poteva far ascoltare qualcosa, magari anche di molto conosciuto, così insomma immediatamente diventavano canti piuttosto familiari, insomma, per cui lui che tra l'altro si accompagna alla chitarra, anche questa è una delle cose rare, solo pochi altri cantadori si sono accompagnati nella storia del Novecento del canto a chitarra, perché poi se pensiamo insomma che quando ha cominciato ad avere la dignità del palco, tutto questo è accaduto alla fine dell'Ottocento. Prima il canto sardo, il canto a chitarra viveva in una condizione più come dire, di fruizione della collettività e quindi non come spettacolo ma come dire, occasione privilegiata per raccontare situazioni, stati d'animo, canti d'amore e quant'altro. Poi insomma da Ozieri in poi questo canto è diventato anche occasione di spettacolo e da lì tutta una serie di generazioni hanno cantato questi repertori. Quindi con molto piacere invito Emanuele Bazzoni da Usini. Che piacere ritrovarti, caro Emanuele. Ti abbiamo chiesto giusto almeno un canto alla corsicana e una Due Boghe de Muttos. Va bene, e poi chiamiamo un altro complice della musica, il nostro amico Roberto, ma dopo. Intanto ci godiamo la voce di Emanuele Bazzoni.
Ho aspettato che tutti gli applausi insomma, sfumassero perché mi faceva piacere insomma, farti ringraziare e salutare dal pubblico, caro Emanuele. Adesso invitiamo un altro artista e io ho detto tuo complice, nel senso che insieme avete formato questo gruppo a ballare che coinvolge 5-6 musicisti e portate davvero tanti balli, tanta festa nelle piazze. E l'altra colonna insomma, di A Ballare è il musicista che adesso arriva sul palco, organettista che ormai ha superato i 40 anni di carriera come musicista. Io praticamente lo conosco da sempre, da quando ha iniziato, è stato mio ospite un'infinità di volte. E una delle cose che mi piace molto di Roberto Fadda, che vorrei avere qui vicino a me, così lo possiamo salutare, dare il benvenuto, è che lui proprio mette in evidenza quella che
chiamano la sardizzazione dell'organetto diatonico, perché come sappiamo l'organetto è uno strumento che noi abbiamo importato, che nasce in Austria, a Vienna come progetto, si sviluppa nelle Marche a Castelfidardo negli anni 60 dell'Ottocento, poi arriva in Sardegna e lo suonano in tutto il mondo, cioè tutte le musiche, proprio veramente in tutti gli angoli del mondo è presente l'organetto, perché anche perché ne esistono una infinità. Da noi si è assestato quello autobassi, ma insomma anche differenti qualità. Tu c'hai sempre l'autobassi Castagnari. Però una delle cose che distinguono insomma i nostri suonatori di organetto, e Roberto Fadda è uno dei maestri in questo senso, è quel tremolio, è quel movimento del mantice, quell'apertura stretta, quella capacità di utilizzare il polso, oltre che ovviamente l'abilità nella diteggiatura. Quindi entrare proprio dentro il tremolio ritmico del ballo, che è una delle qualità, delle caratteristiche dell'etnocoreutica popolare. Quindi è un piacere sentire uno strumento di importazione che diventa sardo grazie alla maestria dei musicisti sardi, e Roberto Fadda è uno di questi insomma protagonisti. Quindi grazie anche per aver accettato l'invito, e insieme a Emanuele Bazzoni, ma anche Michele si aggiungerà, Michele Deiana, perché fa parte del gruppo A Ballare, insomma questa bella squadra. Ascolteremo 2 o 3 balli, insomma una decina di minuti del loro repertorio, e poi proseguiamo con tante altre belle cose. Mi pare che sia tutto pronto, deve solo cablare l'organetto, perché poi voi sapete che gli organettisti, adesso vi dico una cosa. Sì, no, gli organettisti hanno una cosa particolare, ormai da sé tutti hanno i bassi diretti col cavetto e il canto invece col microfono, perché sono drogati di bassi, cioè vogliono i bassi più forti possibili, cioè è una cosa veramente pazzesca, che quasi, non dico che snatura all'organetto, ma gli dà veramente una importanza nell'aspetto dei bassi, nell'armonia. Per 20 anni ho suonato con i microfoni. Lo so, ma adesso non più, adesso c'è quello. Allora, quindi con l'aiuto anche di Michele Deiana, Roberto Fadda, Emanuele Bazzoni, una parte di A Ballare.
E tu e pure un mirador
Grazie a tutti. Emanuele Bazzoni, Roberto Fadda, Michele Deiana, grazie. Grazie a ballare, una parte di a ballare, ma insomma le atmosfere erano quelle giuste. Grazie infinite, grazie mille. Oh, adesso torniamo, che bello però vedere questa brazza di casa di zia Ofelia, bella, animata da uomini e donne che interpretano il ballo e dal pubblico invece che assiste come un vero concerto, insomma, all'esecuzione dei brani del repertorio del ballo popolare. Adesso torniamo a casa, nel senso che le Launeddas appartengono, almeno nel periodo conosciuto, a questo territorio, diciamo, centro-meridionale della Sardegna. E quindi vorrei invitare un altro suonatore di Launeddas che ha una storia che nasce, insomma, la sua passione in casa, visto che il padre è stato prima suonatore, poi soprattutto costruttore di Launeddas, e lui è iniziato in casa ma poi ha proseguito lo studio dello strumento, conoscere i segreti grazie a uno dei più grandi maestri che è Luigi Lai, col quale lui ha studiato. Ci fa piacere ritrovare Graziano Montici dopo tante giornate insieme, queste del Festival Internazionale del Folklore, oggi non nell'accompagnamento del gruppo ma al servizio, insomma, della comunità che vorrà approfittare. Con le Launeddas, questo strumento musicale che racconta davvero l'anima più profonda dei sardi nella relazione con la musica, uno strumento ricavato da un elemento vegetale, lo abbiamo detto, le canne, la Lundo Donax, la canna semplice, la canna mascu, che trasformate attraverso tutta una serie di tecniche, costruendo, insomma, saloba o sagroba con mancosa tumbus, mancosedda, sugabuizzinus, arreffinu, tutta una serie di elementi che costituiscono, insomma, la costruzione di questo strumento musicale che, insomma, fa suonare la terra stessa, visto che dalla terra proviene. Quindi con Graziano Montici noi ascolteremo uno dei repertori che è su Viorassio.
Grazie Anu Montigi, grazie infinite, è stato un piacere riascoltarti, grazie davvero e grazie anche a nome di chi ha usufruito insomma, del tuo suono e che ha ballato. Grazie mille, grazie Anu Montigi. Allora adesso ci avviamo sempre più verso le ultime proposte insomma, di questo appuntamento. Adesso c'è un aspetto molto interessante che arriva da Ottano, un aspetto musicale molto interessante, una artista, una organettista che lavora molto con l'associazione culturale e folclorica di Ottana. Ottana è un luogo conosciuto non soltanto per gli aspetti legati al ballo, ma anche per tutte quelle tradizioni del carnevale tradizionale, de Merdules e Boes, ma anche perché in quel territorio hanno conservato come dire, un congegno fonico, così li chiamava Dondore, che aveva come dire, realizzato tutto quel museo a Tadasuni che ha raccolto tutti gli strumenti musicali che hanno caratterizzato l'evoluzione della musica popolare in Sardegna, e la Sardegna spesso utilizzava degli oggetti che esprimevano dei suoni, in questo caso lo possiamo definire un idiofono, e in realtà è un piatto in ottone, alcuni di questi addirittura si rifanno anche al periodo bizantino e avevano certo una funzione non strumentale, non musicale. Io vorrei intanto avere Maria Antonietta Bosu qui sul palco vicino a me, ma così intanto vediamo Saffuente, così si chiama questo piatto in ottone sbalzato, che ripeto aveva una funzione interessante intanto nella liturgia nel periodo della settimana santa, perché veniva insomma utilizzato per il scravamento, venivano messi insomma i chiodi, la corona di spine, tutta una serie di elementi insomma relativa alla settimana santa, ma poi veniva utilizzata anche in altre circostanze, proprio sempre nel periodo pasquale, quando la chiesa era in lutto e quindi le campane non potevano essere suonate, veniva utilizzato questo strumento, ma nel tempo la comunità lo ha fatto proprio e quindi ha utilizzato questo piatto sbalzato che con l'azione di sfregamento e percussione di una grossa chiave riesce a mantenere quelle ritmiche capaci di accompagnare il ballo popolare. Quindi questa è una come dire, delle utilizzi differenti da quello che insomma è la sua funzione originaria, ma che è servito alla comunità. E una delle cose interessanti è che la diffusione è quasi circoscritta a Ottana, se si eccettua qualche altro ritrovamento nell'area di Ghilarza, ma possiamo dire che il riferimento insomma, di questo tipo di utilizzo dello strumento, del congegno, è proprio a Ottana. Maria Antonietta è un maestro, è una maestra nell'utilizzo di questo strumento, e poi subito dopo, visto che accompagna anche le attività festose del gruppo e della comunità, utilizzerà anche l'organetto diatonico per farci alcuni balli. Intanto su Balle Saffuente, poi l'organetto lo stesso, una trasposizione, cos'è un passo torrao, che cosa fare? Su Balluzzopu che è il ballo del territorio, e poi una chiusurina su richiesta, devo dire, a Balluzzopu. Va bene, Maria Antonietta Bosu.
Grazie Maria Antonietta, grazie infinite. Maria Antonietta Bosu, Ottana, organetto e Zafuente. Allora, adesso abbiamo ancora da proporvi due balli, nel senso che uno con la fisarmonica e la chiusura con l'organetto, quindi vi invitiamo a stare ancora con noi per completare, insomma, questa edizione numero 18, la terza serata dell'International Folk Fest, oggi dedicata interamente alla fruizione del suono per la comunità e per il ballo, e così sta accadendo qui in Savrazza di Casa Offelia. Adesso un altro artista che abbiamo conosciuto, insomma abbiamo incontrato già stasera, Roberto Fadda. Io li inviterei a stare qui sulla palco, così comincia a cablare microfoni e il tutto per la sua fisarmonica. È partito l'applauso, potete continuare a farlo bello per Roberto Fadda, che con quest'altro strumento a mantice con doppia bottoniera, anzi tastiera e bottoniera, ci riporta tutto quel fermento. Ne abbiamo parlato, del fermento ottocentesco dei primi anni 20 dell'Ottocento, quando appunto Cyril Damian a Londra brevettava l'accordeon, che poi è diventato organetto, Wheatstone a Londra invece la concertina, in Germania il bandoneon, poi l'armonica a bocca, poi da questo si sviluppa la fisarmonica, che prende diramazioni un po' in tutta Europa, la Francia, la Russia, tutta l'area dei Balcani. Insomma, è uno strumento che ha una diffusione, dobbiamo dire, universale. Qui che noi chiamiamo appunto fisarmonica, ma in realtà nel mondo viene identificato come accordeon. Entrambe però le definizioni vengono tutte dal greco, perché è fisa, che significa soffio, mantice, armonikos, quindi l'armonia delle sonorità. E invece l'accordeon è sempre dal greco accordion, che vuol dire senza corde, quindi soltanto sonorità attraverso la voce delle ance libere e della vibrazione che permette il movimento del mantice. E noi in Sardegna abbiamo avuto molti musicisti importanti, penso intanto a Pietro Madau, con il quale Roberto Fadda si ispira, ha seguito insomma anche le sue orme della metodologia, dello stilema, del carattere musicale del grande fisarmonicista che è scomparso di recente. Scomparso di recente insieme a un altro grande fisarmonicista è stato Ignazio Erbì, ma certo ricordiamo anche insomma Saderi, Domeniche Dumedde con la semitiatonica, insomma tanti musicisti. E Roberto Fadda, che come abbiamo detto suona ormai da 41 anni, possiamo dire, al tuo esordio, entrambi gli strumenti a mantice, l'organetto e la fisarmonica. E stasera ci farà uno di quei balli che mettono in evidenza insomma le note, la poesia che Pietro Madau era capace di esprimere appunto in questo strumento musicale, nell'accompagnamento e nella fruizione del ballo popolare sardo. Roberto Fadda.
Che bravo. Grazie Roberto, grazie davvero. Roberto Fadda, grazie. Oh, adesso completiamo il quadro, insomma, chiudiamo con Stefania. Stefania Manca, vieni. Penso dovrei utilizzare più o meno questa situazione, no? Mi pare. Con Stefania poi avremo occasione, dopo che ci avrà proposto un passo torrao, se non ricordo male, vero? Questo è quello che hai scelto per questa circostanza. Così dopo in chiusura, dopo il passo torrao, quindi un'occasione insomma per stare di nuovo insieme nel ballo. Poi avremo occasione insomma di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato stasera, ma soprattutto quelli che hanno contribuito, ecco, a rendere possibile questo appuntamento finalmente che ritorna nella 18ª edizione dopo 2 anni piuttosto anomali, fatti insomma di collegamenti Skype, di registrazioni televisive, di tante cose. Oggi torniamo finalmente in piazza e col ballo, e adesso Stefania ci darà la possibilità di esercitarlo direttamente. Prego Stefania.
Cara Stefania, grazie. No, non te ne andare, fammi compagnia perché tanto adesso abbiamo chiuso questo nostro appuntamento e tu ora rappresenti insomma il gruppo Innuraghi, quindi tutta l'associazione, perché con te voglio ringraziare, tornando indietro no, nell'ordine di esibizione, Roberto Fadda, Maria Antonietta Bosu, Graziano Montigi, Emanuele Bazzoni, voglio ringraziare ancora Franco Corrias, Ignazio Cadeddu, su concerto Gavoesu, Michele Deiana e ancora Renato Cannas che con te ha iniziato questo appuntamento. Grazie infinite all'amministrazione comunale di Sesto, grazie Assessore. Grazie infinite davvero per tutto il sostegno, per l'aiuto, non solo per questa iniziativa, ma per tutte le iniziative che fate qui a Sesto per la comunità. Grazie alla sindaca, grazie all'amministrazione comunale tutta, agli uffici e tutti coloro insomma, che sostengono questa iniziativa e le altre iniziative. Regione Autonoma della Sardegna, Pro 2000 Sesto, Catering Più, SOS 2000 di Sesto, la compagnia Barracellare, Don Onofrio Serra, insomma grazie a tutti coloro che hanno collaborato, grazie allo staff tecnico audio di Musiche, Luci, grazie a Videogum Production di Roberto De Martis, grazie veramente a tutti i Nuraghi, Pierpaolo e Renato, ma per ringraziare tutti perché sono riusciti a portare come dire, di nuovo sul palcoscenico una esperienza piacevole del festival, quella numero 18 come segna insomma la nostra scenografia. L'appuntamento ovviamente è ancora per tante altre occasioni belle come queste. Nel ringraziare tutti voi io spero davvero che possiate trascorrere ancora una bella estate piena di musica, di piacevoli soddisfazioni e di tanto ballo popolare. Grazie a tutti, a presto.